arriva il caldo, arriva l'estate e c'è bisogno da parte dell'amministrazione comunale e del mondo del sociale coinvolto di monitorare, stare vicino alle persone anziane a rischio che con queste temperature possono veder peggiorare o acuire alcuni problemi legati al loro stato di salute. Sia il Comune di Venezia che l'ULSS 3 Serenissima sono pronti a far fronte alle ondate di calore. L'azienda sanitaria ha individuato 2.218 anziani fragili da monitorare, tra Venezia, Chioggia e Mira. 132 sono uomini, 2.086 donne, selezionati all'interno di una popolazione suscettibile di 92.900 residenti di età superiore ai 64 anni. A prendersene carico nel quadro del piano emergenza caldo di quest'anno, attivo 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, sono i distretti sociosanitari, le guardie mediche, i medici di base, le associazioni di volontariato, la rete assistenziale dei comuni. Monitoraggio, sorveglianza attiva, visite, telefonate, soprattutto per chi tra questi soggetti vive solo, senza telesoccorso, senza una badante o dei figli pronti ad assisterlo, anche in un momento in cui sono cambiate le regole rispetto al passato. Ecco, questo è stato un po' particolare rispetto agli altri anni, ogni anno mettevamo a disposizione delle sedi climatizzate al cui interno gli anziani potevano in qualche modo passare qualche ora al fresco, in compagnia e stare insieme. In questo momento non è possibile fare come gli altri anni, dovremo fare introdurre delle modifiche, ecco, ma potenzieremo moltissimo la parte di assistenza e di monitoraggio delle persone a casa, ecco, in particolare laddove ci sono insomma, sintomi di solitudine, persone prive di rete familiare o prive di vicini che possono stare in qualche modo attente alla loro situazione. Gli over 64 residenti sul territorio sono stati suddivisi nelle 4 fasce di rischio: bassa, intermedia, alta, molto alta. I fattori che possono determinare il rischio di patologie da ondate di calore sono l'età avanzata, il sesso, le donne corrono maggiori rischi, lo stato di salute e lo stato di solitudine.